Padova. Scoperta a conclusione di un lavoro di ricerca condotto dal professor Foresta in collaborazione col professor Ferlin e la direzione scientifica dell'Istituto Oncologico Veneto, una nuova causa genetica per lo sviluppo del tumore più frequente tra i giovani, il tumore del testicolo. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Endocrine Related Cancer, ha preso in esame 261 casi di giovani affetti da questa malattia e ha documentato che un gene, chiamato E2F1, è più frequentemente alterato in questi soggetti rispetto a quelli sani. Le sperimentazioni hanno dimostrato che la maggiore attività di questo gene caratterizza la predisposizione alla replicazione cellulare tipica della malattia. Quello al testicolo è il più frequente tumore degli uomini tra i 15 e i 40 anni, colpisce circa 7.000 uomini l'anno e interessa organi facilmente controllabili.